Ben ritrovate e ben ritrovati a questo sesto appuntamento. Oggi affronteremo il problema delle agilità e il problema del canto legato, che sono, diciamo, due aspetti molto distanti fra di loro, che spesso ci mettono in difficoltà. Quante volte vi sarà capitato durante una prova che il direttore chiede: vi prego, agilità, non fatemele tutte voglio sentire delle agilità belle, sgranate. Oppure quante volte vi sarete sentiti dire: dai, legate questa bella frase, una bella frase legata, non staccatemi tutte le note. Allora, come si fa? Da che cosa parte il primo input per poter fare un'agilità che non sia con l'aria o un legato che non sia spezzato? Sempre dal fiato e dall'appoggio. L'agilità. Il canto d'agilità, un'agilità che non sia creata con l'aria, quindi che non sia è una via, una scelta, si può fare. Certo, secondo me ci porta un po' lontani dalla bellezza dell'agilità vera, dal senso dell'agilità. È una tecnica che risiede, secondo me, quasi interamente nella risposta immediata del diaframma e dell'appoggio alle note che noi stiamo facendo. La cosa più vicina è, per me, per esempio, una risata fatta bene. Io in questo momento ho sentito che il mio diaframma rispondeva e faceva tutte le le faceva lui. Quindi il canto d'agilità richiede uno studio molto paziente, richiede lentezza e applicazione. Penso ad una frase abbastanza celebre e difficile nel Messia di Handel. Nella Every Valley, a un certo punto noi abbiamo questo shall be exalted. Ok? Abbiamo tutta questa frase qui. Come studiamo una frase del genere? Con lentezza. Ci mettiamo con grande calma, disciplina, prendiamo un bel respiro, apriamo bene il nostro tubo e proviamo a sentire che ogni nota corrisponda a un movimento del diaframma. E proviamo a metterci lì e facciamo shall be exalted. Prima parte. Ogni volta andremo un pochino più veloce. Shall be exalted. D'accordo? Avete sentito che già la sgranatura della nota migliora ogni volta di più. E isoleremo tutta la frase, in questo caso è una frase molto lunga, ho scelto una frase difficile, e continueremo a lavorare in questo sistema qua. Shall be exalted. Finché poi legheremo tutta la frase. Shall be exalted. Il canto legato. Tanto il canto d'agilità risiede nella veloce risposta saltellante del diaframma rispetto a quello che stiamo cantando, rispetto alle note che stiamo cantando, così il canto legato risiede nella risposta calma e distesa del diaframma e dell'appoggio rispetto alle cose che diciamo. Vi faccio un esempio. Quando facevo il conservatorio, al primo anno, mi ricordo, cantavo Quanto è bella, quanto è cara, dall'Elisir d'amore, e la cantavo come mi veniva. Cantavo quanto è bella, quanto è cara, più la vedo e più mi piace. E mi dicevano: carino, sì, è carino, però lega, è bel canto, devi legare. E io dicevo: come faccio a legare? Lega, lega.
Lega, pensa legato, pensa all'interno delle frasi. Ed era giusto come consiglio, pensa alla frase. Con il fiato però. Pensiamo al respiro che abbiamo fatto negli esercizi di respirazione. Apnea con poca aria che esce. Ora proviamo a fare una cosa. Non è che è andato via l'audio, eh? Io ho cantato in apnea, cioè non ho cantato, sono rimasto in apnea e ho mosso la bocca pensando di cantare, come se fossi sott'acqua. D'accordo? Lo facciamo un paio di volte e poi lo applichiamo alla frase. Quanto è bella, quanto è cara, più la vedo e più mi piace. Tenendo qui e sentendo il diaframma che tira. Spero sia tutto chiaro. Spero di rivedervi alla prossima puntata e mi raccomando, buono studio!